Buon martedì, ben ritrovati amici di Diffusion. Come ogni martedì noi parliamo dei vostri diritti e anche questo martedì, quando abbiamo deciso di andare a toccare un argomento tanto delicato come quello dell'interruzione di gravidanza, abbiamo pensato a tutte le cose che in un momento così difficile e delicato nella vita di una donna, perché sicuramente ogni donna che sceglie e decide, speriamo sempre autonomamente, di interrompere la propria gravidanza, lo fa con una grave pesantezza nell'animo, forse non sa tutti i diritti e i doveri che invece sarebbe necessario e opportuno conoscesse anche in questo caso. Diamo per questo la linea a Paola Assini e ai nostri esperti. Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Dilex. Grazie mille a Deborah per la linea come sempre. Oggi affrontiamo un argomento che ha veramente della materia viva, perché purtroppo tocca molte donne e non sempre si sa come affrontare questo problema. Ed infatti si parla di interruzione di gravidanza, quindi la tutela della propria persona, ma non soltanto, a questo punto ovviamente della decisione individuale di poter portare avanti la gravidanza oppure interromperla. Nel secondo caso, appunto nello specifico, vorremmo capire un po' come poter fare e quali sono i diritti che ci tutelano. A questo proposito diamo il benvenuto ai nostri due avvocati. Abbiamo il nostro Marco Minoccari, operante in Imola, e l'avvocatessa Maria José Todarello, operante a Bologna. Salve. Benvenuti e grazie per essere qua con noi. Grazie a te. Allora, cosa possiamo fare? È un discorso assolutamente molto particolare, perché non soltanto ha del tecnico, ma assolutamente del privato, quindi bisognerebbe scandagliarlo in maniera approfondita. Beh, Paola, prendo la parola adesso io perché comunque dopo non la prenderò più. Sì, perché esatto, abbiamo la nostra avvocatessa che ci darà esplicite spiegazioni. No, anche perché adesso l'argomento lo iniziamo ad affrontare in maniera leggera, ma è chiaramente una delle situazioni, penso, più delicate in cui una donna possa incorrere. Assolutamente. Ed effettivamente c'è stata una regolamentazione ormai da vari anni che è giusto, credo, esaminare, anche perché pur essendo comunque una situazione sicuramente non quotidiana, però può capitare nella vita di ciascuna donna e chiaramente anche di ciascun uomo, perché insomma voglio dire, ovvio che... Certo, anche se effettivamente il dolo e il problema della donna viene sempre in primis in queste situazioni, perché si hanno anche dei rimorsi di coscienza e si entra appunto in quel scelte loop. molto personali. Assolutamente, Esatto. assolutamente. E quindi tra l'altro c'è l'avvocato Todarello oggi che molto ferrata sulla materia potrebbe anche farci un'introduzione, credo, storica, brevilinee, perché comunque siamo arrivati... saranno appunto esatto. È stata una storia lunga. Esatto. Sì, posso semplicemente raccontarvi che già l'istituto dell'aborto è un istituto disciplinato già dai tempi più antichi, già il diritto romano lo prevedeva e lo disciplinava. Addirittura. Addirittura, pensa che nel periodo, nel diritto giustinianeo, il nascituro aveva una rilevanza giuridica così grande che chi provocava un aborto veniva punito con l'esilio. Addirittura ti posso anche dire che una donna incinta che veniva condannata alla pena capitale, la pena veniva sospesa finché il bambino non veniva alla luce. Questo perché la figura del nascituro aveva una rilevanza molto importante dal punto di vista del diritto successorio e testamentario, perché precedentemente insomma, aveva questa rilevanza. Nella nostra tradizione, quindi nel diritto italiano, l'istituto dell'aborto ha mantenuto questa rilevanza, tanto che dobbiamo dire che c'è stato uno spaccato storico fondamentale, quindi una completa revisione della disciplina dal 1978. Prima di questa data l'aborto in Italia era visto come un reato.
previsto e disciplinato addirittura dagli articoli 545 successivi del Codice Penale. Avvocato, le faccio una domanda. Questo in relazione alla grande tradizione ecclesiastica del nostro paese? Sicuramente certo, anche legato, certo. Assolutamente. Poi bisogna dire che negli anni 70 si è vissuto, in Italia abbiamo avuto gli anni di mutamento sociale, di profondo cambiamento. Ricordiamo che sono gli anni anche del divorzio, per cui c'è un'evoluzione dal punto di vista proprio di crescita della società, libertà personale, anche di poter prendere delle decisioni sulla propria persona. Certo. Considerando sempre che il nascituro è stato una posizione che è stata sempre disciplinata e sempre tutelata nel nostro ordinamento. Bene. A questo punto appunto arriviamo al 1978, dove ci sono, diciamo, il cambiamento radicale con l'emanazione della legge, la numero 194 del 1978, che disciplina appunto l'interruzione volontaria della gravidanza. La disciplina in maniera dettagliata e approfondita, quindi prevedendo delle singole ipotesi e suddividendo tempisticamente, facendo proprio delle classi tempistiche in base alle quali è possibile effettuare l'interruzione volontaria. Quindi dal 1978 una donna può scegliere se portare avanti o meno una gravidanza su base personale, a certe condizioni che adesso andiamo ad analizzare. Certo, è importante dire che questo spaccato è dovuto proprio al fatto che c'è stato un movimento del femminile proprio negli anni dal 75-78, dove le donne arrivavano, le donne che avevano fatto un aborto arrivavano persino a autodenunciarsi proprio per far emergere la proposta. Cioè per Pensiamo un po'. Assolutamente. Pensiamo anche, signori, un attimo anche alle gravidanze non volute durante il periodo della guerra, quando le donne subivano veramente violenza, quindi io direi insomma che è stato un raggiungimento assolutamente dovuto. Ma il rischio più grande erano appunto di questi aborti clandestini, dove appunto molte volte la donna poteva subire delle lesioni permanenti, quali non avere mai più per esempio figli, piuttosto che anche morire. E allora è giusto in una società civile che venga affrontato questa tematica, e quindi giunta la maturità necessaria è stata promulgata questa legge, la legge appunto la 194, comunemente definita la 194. Benissimo, allora entriamo nell'argomento. Quindi adesso siamo nel 2013, che cosa succede quando una donna, per svariati motivi, quindi ci può essere una violenza, ahimè, purtroppo capita, ma anche un errore, ma parliamo di minorenni che nella promiscuità sessuale, per un errore, per mancanza di informazioni anche, purtroppo si ritrovano ad essere incinte. Che cosa succede? Che cosa fa una persona che vuole non portare avanti una gravidanza? Allora, la cosa importante è dividere dal punto di vista di blocco temporale, cioè entro 90 giorni dalla gestazione la donna può liberamente scegliere di interrompere la gravidanza in corso quando ritiene, sia per motivi di salute, economici, familiari, sociali. I motivi possono essere i più vari. Entro i 90 giorni dalla gestazione la donna può liberamente scegliere di interrompere la gravidanza. Benissimo, deve dare delle motivazioni? In realtà le motivazioni non sono dovute, cioè c'è un medico, uno specialista, un medico ginecologico, un ostetico ginecologico che ti accompagna la donna in questo percorso. In Italia ci sono i consultori che aiutano in maniera fortissima, insomma, il percorso di queste donne che fanno questa scelta. In realtà è necessario dire che il medico ha il dovere di informare, informare che ci sono anche altre opzioni. Parlare, cercare di valutare anche se le motivazioni possono essere superabili, magari può essere anche lo spavento iniziale.
Tant'è vero che prima di fissare l'intervento di interruzione devono decorrere almeno 7 giorni, per cui il medico, una volta fatto il primo colloquio dove la paziente fa la richiesta, sposterà e fisserà un ulteriore appuntamento dove devono almeno passare 7 giorni. In questi giorni la paziente ha tutto il tempo di valutare se portare avanti la sua decisione piuttosto cambiare che idea. tornare Che indietro. poi ricordiamo ci sono anche altre ipotesi, una persona può anche decidere di portare avanti la gravidanza e darla magari in adozione piuttosto che subire Certo. uno che credo sia uno dei drammi È più una importanti nella vita scelta di una donna. talmente personale, dolorosa sicuramente, in un caso, cioè in qualsiasi punto la si vede sicuramente Assolutamente. dolorosa, per cui è necessario approfondire con gli esperti, tant'è vero che la donna può parlare con psicologi, con persone che possono supportare la sua scelta. Molto bene. Allora, io a questo punto, per entrare appunto nel vivo anche della questione, perché sono arrivate parecchie Volevo domande. approfondire Certo, prego. un attimo, il passaggio successivo, cioè decorsi 90 giorni dalla Certo. gestazione, prevede la possibilità sempre di, per la donna di interrompere la gravidanza, ma non a tutte le non con le condizioni che ti ho detto precedentemente. Esatto. Ce ne sono solo due, cioè o deve essere in pericolo la vita della donna, cioè la gravidanza o il parto può portare alla morte, quindi il pericolo della vita della donna. Allora in questo caso è possibile interrompere la gravidanza anche successivamente ai 90 giorni di gestazione. Benissimo. L'altro caso è quando sono state accertate gravi anomalie del feto che potrebbero danneggiare la salute psicofisica però della donna, non del bambino. Quindi Cioè, in questo caso la madre a ha cui viene precedenza, permettetemi il termine perché è assolutamente improprio, però Sì. diciamo che si tutela più la salute della madre Esatto, rispetto eventualmente al feto. Perché innanzitutto nel nostro ordinamento non è assolutamente concepito l'aborto eugenetico, per cui il fatto Che sarebbe, avvocato, Per avere comunque figli che abbiano comunque una buona genetica, cioè scegliere dei figli che abbiano geneticamente, non so, gli occhi azzurri e i capelli biondi. Assolutamente. Cioè questo non è assolutamente Non ammissibile. è ammissibile, Per mi cui, pare anche giusto. nel caso in cui venga diagnosticato una malformazione piuttosto che una patologia anche grave, il danno non deve essere del nascituro, ma deve essere della donna, quindi attenzione, deve essere anche precedente alla scelta, quindi si deve Certo. dimostrare che magari la donna sia particolarmente sensibile, soggetta a depressione, che ha una vita anche magari non semplice, una situazione familiare non semplice, altrimenti il medico a cui viene effettuata la richiesta, che deve poi relazionare per poter effettuare l'interruzione, ha l'obbligo, non può farlo. Mi pare giusto. sì, dopo i 90 giorni diventa un po' complicato. Ecco. Esatto, c'è Poi- da considerare anche che un aspetto importantissimo è che decorsi 90 giorni, se il nascituro il feto ha la possibilità di vita autonoma, quindi che lui possa, il medico deve fare di tutto perché il bambino possa poi mantenere Certo. la... Quindi cambia completamente quello che è l'iter. Quindi Sì, entro... Sì, Sì, prego, no, avvocato. il problema serio di tutte queste leggi è che quando si arrivano a identificare fattispecie dove si dice quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, cioè nel concetto di grave pericolo, Qual è? cioè noi col è buon talmente- senso lo talmente capiamo, labile, ovviamente. ma il problema è sempre poi quello, cioè dato un concetto, cosa ci inseriamo concretamente in questo concetto? E questo è il problema È il appunto pro- dell'interpretazione del diritto. Per fortuna Quindi ci sono pochi casi, non sono le tantissimi, sentenze, ecco. e sono le sentenze che poi fanno, diciamo, la storia di questa disciplina. Nell'ambito giuridico sono ovviamente molto delicate. In questo Certo. momento sto seguendo una particolare situazione dove i genitori hanno avuto una bambina che è nata malformata, quindi per un errore di diagnosi, che dopo 5 anni purtroppo questa bambina è È venuta a morta. mancare. È venuta a mancare, per cui
cui la madre ritiene violato il suo diritto a una scelta consapevole di poter portare avanti anche perché qua una gravidanza scelta con... Cioè, nel caso specifico non si parla più della scelta o meno di interrompere una gravidanza, ma nel caso in cui per un errore di diagnosi si portasse avanti, quindi ci si affezionasse ovviamente anche al figlio, inevitabilmente figlio, subentrano poi implicazioni lo si ama a prescindere, certo. E poi il dolore, anni anche devi perché seguire, ovviamente poi le patologie, parliamo di patologie molto brutte, gravi e che comportano anche sborsi economici. Assolutamente, oltre ovviamente al disastro proprio di condizione di vita che implica dei genitori aventi appunto figli in una certa condizione, sono situazioni veramente molto delicate. Io a questo punto vorrei introdurre i quesiti per dare anche sfogo e risposta a quelle che sono le persone che ci scrivono. Allora, qua c'è scritto una minorenne, quindi entriamo un po' nello specifico. Allora, il quesito cita questo: sono una minorenne incinta, intenzionata ad abortire, ma non voglio dirlo ai miei genitori. Come mi devo comportare? Questa è la classica domanda. Allora, qui cosa bisogna fare? Posso rispondere anch'io, perché c'è un articolo della 194 che è chiarissimo. È molto chiaro, che è l'articolo 12. Prego, avvocato Vinocca. Cioè, praticamente si fa riferimento al caso in cui una minorenne, cioè di età inferiore ai 18 anni, chieda al proprio medico l'interruzione di poter esercitare l'interruzione della gravidanza nei primi 90 giorni. Ma se ci sono particolari situazioni ambientali o familiari che sconsiglino di interpellare chi esercita la potestà sulla minore, si introduce una procedura un po' specifica, perché chiaramente comunque sono i genitori che devono dare il consenso alla minore affinché possa sottoporsi all'intervento. Certo. Se però è evidente che in alcune situazioni i genitori possono contrastare, dare il parere negativo e i danni alla minore, i problemi gravi alla salute della minore, sia fisico che psichico, si potessero manifestare, ecco che allora a quel punto lì il medico curante della minore deve fare una relazione apposita dove specifica i motivi per cui si consiglia l'interruzione della gravidanza, spedirla al giudice tutelare, inviarla al giudice tutelare, il quale deve pronunciarsi entro 5 giorni. E quindi è una procedura molto veloce, perché chiaramente i tempi sono ristretti, certo, ovviamente. Riservata al medico curante, e a quel punto il provvedimento del giudice tutelare comunque non è ricorribile, se non ricordo male. Non è reclamabile. Non è reclamabile. Quindi è una decisione assolutamente insindacabile. Ovviamente il giudice sente la minore e valutando ovviamente la relazione, come ha detto il collega, del medico. Sì, quindi la preoccupazione della minorenne di lasciare all'oscuro i genitori della sua condizione. Il medico ha l'obbligo di informare il giudice tutelare che prenderà la scelta sentita la minore o meno. Però posso dire una cosa, questo solo quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la patria potestà. Benissimo, non è nel quindi caso una in cui, volontà. È proprio questo caso. È questo. Ecco, Nel caso in cui invece fosse una qualsiasi normale situazione, si contattano si devono contattare i genitori. Anzi è consigliabile ai nostri telespettatori, è meglio dire, parlarne con i genitori. Molto spesso i ragazzini si spaventano, ma in realtà è nei genitori che si trovano poi le risposte migliori. Pensa che è successo anche un caso al contrario, ovvero che era la minore che voleva tenere il bambino e i genitori invece volevano che lei abortisse. Per cui anche in questo caso è stato necessario l'intervento del giudice tutelare e diciamo che quasi sempre in queste situazioni, a meno che non vi siano, come diceva il collega, particolari situazioni personali della minore, si porta avanti la scelta della madre, della futura madre. Dell'interessata, assolutamente. Madre. È importante dire però che tutta questa situazione, decorsi 90 giorni, quindi quando sono i successivi, quindi quando è in pericolo di vita la madre, oppure come dicevamo ci sono delle diagnosi di malformazioni che potrebbero arrecare delle
complessi alla futura madre, questa limitazione non esiste, quindi una scelta che deve fare in immediato anche il chirurgo, il medico, cioè il ginecologo, perché appunto è in caso di pericolo di vita della madre. Benissimo. E allora, un'ultimissima domanda molto velocemente, perché credo che abbia molta importanza anche questa. Sono una donna che ha perso il bambino a causa di una spinta ricevuta durante una lite. Posso chiedere danni morali? Allora, è una situazione veramente... rispondi tu, Sì. È una situazione molto brutta, molto delicata e entriamo nel merito di uno dei pochi casi di delitto preterintenzionale previsto nel nostro ordinamento. Nell'ambito del diritto penale esistono appunto un'imputazione per tutti i tipi di reati, cioè il dolo, la colpa, la preterintenzionale e la responsabilità civile. Detto in parole molto semplici, il dolo c'è la coscienza e volontà di quello che faccio, cioè io voglio fare quella cosa, mi rappresento di fare quel delitto, quindi ti voglio uccidere, ti voglio provocare l'aborto. E in questo caso dove invece... In questo siamo nella preterintenzione, cioè la colpa è negligenza, imprudenza, imperizia. La preterintenzione invece è preter, oltre l'intenzione. Oltre l'intenzione, quindi io senza intenzione. Quindi c'è un completa. risultato che non lo volevo e va certo, oltre. certo. Era il discorso che poi facevamo con, ti ricordi il discorso sulla scheggia, sui minori, eccetera. Cioè, quando qualcosa supera quella che è l'intenzione iniziale. L'importante però perché si possa configurare questo tipo di delitto, quindi l'aborto preterintenzionale, è che ci sia il dolo del reato base, cioè quindi qui se le lesioni, ci sono le lesioni, quindi c'era la volontà di arrecare queste lesioni alla donna, ma non ovviamente l'aborto, magari era una lite con un'amica piuttosto che con un amico, è degenerata, ha tirato uno schiaffo, è caduta e provocato l'aborto. In questo caso ci sono tutti gli estremi perché possa essere risarcita. Sì, si aprirà ovviamente un processo penale, dovrà fare una denuncia a seconda delle tempistiche di quando è successo e si aprirà il procedimento penale nel quale si costituirà parte civile e chiederà il risarcimento dei danni morali. Ecco, quindi ribadisco, si applica per l'aborto preterintenzionale la stessa pena che si applica a chi abbia provocato un aborto è disciplinato doloso. sempre nella legge 194, ti dico gli unici casi. Stessa pena per aborto preterintenzionale e aborto doloso. Sono equiparati come quantità di pena, ovviamente le condizioni sono diverse. Quindi è molto grave, è un'ipotesi delittuale molto grave. Considera che una delle due, l'altro è l'omicidio preterintenzionale. Direi che insomma... Però è abbastanza anomala come situazione. È abbastanza anomala, ma proprio per la tradizione che ci riporta molto indietro di questa figura è molto tutelata. Avvocati, pena. Scusate, io sono assolutamente obbligata a interrompervi. Dato che l'argomento insomma desta assolutamente curiosità e ci sarebbe da parlarne per delle ore, sono sicura anche che i nostri telespettatori troveranno e avranno modo di fare altri quesiti. Io vi invito a ritornare ad approfondire il discorso, ma ahimè per il momento siamo giunti alla fine. Quello che possiamo consigliarvi è semplicemente di innanzitutto capire che ci sono delle tutele che permettono a una donna in questo momento di, grazie a Dio, di poter scegliere per se stesse, ma soprattutto di non appoggiarsi a queste cose per prendere leggermente una condizione che invece ha veramente del drammatico. Quindi mi raccomando, cerchiamo di prevenire questi problemi, questa è una sensibilizzazione che mi sento di fare. Al momento ringraziamo per il preziosissimo consulto l'avvocato Marco Minoccari e la nostra new entry, che speriamo di rivedere presto, l'avvocatessa Maria José Todarello. Grazie mille e noi ci vediamo alla prossima. Grazie per te. E allora avete sentito quante cose ci sono da sapere anche quando si tratta di diritti e doveri per una donna che decide di interrompere la propria gravidanza. Questa puntata di Diffusion si chiude qui, io vi ringrazio ancora una volta per essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento a domani. Domani mercoledì andiamo tutte a farci belle, andiamo al Palace Beauty and Spa di Imola a scoprire il trucco per chi porta gli occhiali come me e anche il modo corretto per uniformare l'incarnato e nascondere almeno quelle antiestetiche cose che sono le occhiaie.